C'era una volta, in una terra lontana chiamata Cappadocia, una giovane donna di nome Macrina. Macrina era la figlia maggiore di una nobile famiglia e aveva 9 fratelli. Fin da piccola era destinata a una vita speciale. All'età di 12 anni fu promessa in sposa, ma il destino aveva altri piani per lei. Il suo fidanzato morì improvvisamente e Macrina, con il cuore spezzato, fece un voto solenne. Non si sarebbe mai sposata e avrebbe dedicato la sua vita a Dio e alla sua famiglia. Macrina tornò nella sua casa e divenne la colonna portante della famiglia. Si prese cura dei suoi fratelli con amore e saggezza, educandoli con dolcezza e fermezza. Tra i suoi fratelli c'erano Basilio e Gregorio, che diventarono uomini di grande fede e saggezza, grazie anche all'influenza di Macrina. La vita di Macrina non fu facile. Dopo la morte del padre, insieme alla madre si trasferì in una proprietà a Ponto, un luogo tranquillo e isolato. Lì vissero come una piccola comunità, dedicandosi alla preghiera e al lavoro. Alla morte della madre, Macrina mostrò un coraggio straordinario. Decise di donare tutte le sue proprietà e di vivere con quello che poteva guadagnare con le proprie mani. La sua dedizione era così profonda che, quando morì, non aveva nulla per coprire il suo corpo se non un semplice pezzo di stoffa ruvida. Macrina fu seppellita nella chiesa dei 40 martiri di Sebaste, un luogo sacro e venerato. Durante la sua vita, Macrina divenne superiora di un monastero doppio ad Annesi, un luogo di pace e spiritualità dove molte donne trovarono rifugio e ispirazione. Macrina era amata e rispettata da tutti, non solo per la sua saggezza e bontà, ma anche per i miracoli di cui fu protagonista. Si racconta che una volta una giovane con un occhio malato venne da lei. Macrina, con la sua fede incrollabile, pregò e l'occhio della giovane guarì miracolosamente. Questo e altri miracoli furono narrati dal fratello Gregorio, che scrisse una lettera a un eremita chiamato Olimpio. Gregorio, commosso dalla vita di sua sorella, scrisse anche un trattato, De Anima et Resurrectione, un dialogo tra lui e Macrina morente. In questo scritto si percepisce la profondità della fede di Macrina e la sua visione del mondo e della vita eterna. Macrina visse una vita di povertà, ma la sua ricchezza spirituale fu incommensurabile. La sua storia continua a ispirare generazioni, un esempio di amore, sacrificio e fede incrollabile. Nella sua semplicità, Macrina trovò la vera grandezza e il suo spirito vive ancora oggi, nei cuori di chi cerca la luce in un mondo spesso oscuro. E così, la storia di Macrina, la giovane santa di Cappadocia, continua a risuonare, un canto di speranza e fede che attraversa i secoli, portando con sé il profumo della santità e della grazia divina. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.